naturalmente buonasera, un saluto anche da parte mia a nome della Giunta, del Presidente Luca Zaia, a tutti gli amministratori presenti, tutte le figure istituzionali. Un incontro oggi molto importante, carico di significato, che riguarda un'area della nostra regione di particolare interesse e forse la più rappresentativa a livello internazionale della regione del Veneto. La nostra costa veneta, devo dire che lo strumento della conferenza ha prodotto nel corso degli anni frutti utili al territorio e soprattutto ha avuto la capacità di cementare dei rapporti che sono rapporti istituzionali tra i rappresentanti di questo territorio, ma diventano anche rapporti umani tra i sindaci, tra gli amministratori, e non dobbiamo mai dimenticare che i piccoli e i grandi risultati si ottengono grazie alle persone e al lavoro di squadra delle persone. Quindi, al di là degli strumenti economici che questa realtà ha a disposizione, ha prodotto comunque una consapevolezza che ritengo sia la base poi per lavorare sui tanti temi che sono stati oggetto degli interventi che hanno preceduto il mio saluto. Interventi carichi di significato, di pregnanza, riguardanti dei temi che sono quelli su cui noi assessori regionali lavoriamo quotidianamente con tanti sindaci. Abbiamo avuto ognuno di noi modo di confrontarci sulle varie tematiche. Per quanto mi riguarda, mi occupo di temi tra di loro trasversali e complementari che vanno dall'urbanistica appunto alla pesca, alla caccia, alla biodiversità, ai parchi, che vedono proprio nella fascia costiera uno dei territori di riferimento. Chiaro che il mare caratterizza la nostra costa, il mare caratterizza anche la nostra regione. Siamo una regione fortunata perché tra quelle toccate, baciate dal nostro mare, non è una cosa comune, non è una cosa da sottovalutare, perché a livello europeo, a livello nazionale sono poche le regioni non bagnate dal mare, ma a livello europeo sono tanti paesi che il mare nemmeno lo conoscono. E penso che al di là di questa suggestione che può sembrare un po' frivola, questa poi abbia una ricaduta su quelle che sono il modo di essere di queste comunità. E quindi possiamo dire che chi è al mare vede il mondo in un modo diverso rispetto a tanti altri, vede l'opportunità dell'incontro, dello scambio, della relazione. Ce lo insegna la nostra storia di Veneti, ce lo insegna la storia di Venezia in particolare. Dobbiamo essere orgogliosi quindi della nostra costa, che forse dà il senso della nostra identità profonda. In particolar modo penso ad una categoria di persone che vivono il mare, vivono le nostre lagune, una categoria di lavoratori, di professionisti, che sono i nostri pescatori. I nostri pescatori che in questi mesi stanno attraversando una fase di particolare complessità nel loro lavoro. Un lavoro che non è un lavoro qualunque, non è un mestiere come un altro, è un mestiere che affonda le proprie radici nella nostra identità. Una comunità, come può essere la comunità di qualsiasi comune della costa veneta, ha nella propria storia la storia dei nostri pescatori. Quindi portiamogli prima di tutto un grande omaggio, un grande rispetto per quello che rappresentano per la nostra cultura. È un lavoro che oggi ha necessità di una relazione forte con le istituzioni, e devo dire che la risposta c'è stata a 360 gradi costantemente, ma deve essere molto forte, perché stiamo attraversando una fase, è stato citato più volte prima, in cui i fenomeni di grandi cambiamenti ambientali ci pongono di fronte a delle calamità rispetto alle quali occorre avere delle risposte veloci per poter sostenere un comparto che rischia altrimenti di non avere più un futuro, che rischia di cancellare un sistema di economia, di occupazione, di risposte al bisogno sociale, ma rischia di cancellare anche appunto una storia, un'identità, una tradizione. Noi non possiamo in nessun modo accettare un declino di questo tipo. Devo perciò ringraziare
tutti coloro che nella regione del Veneto, partendo dai nostri amministratori, dai rappresentanti delle categorie, si stanno battendo per essere vicini ai nostri pescatori, per sostenerli, per trovare delle risposte, per fare delle analisi, delle ricerche approfondite di carattere tecnico-scientifico. Parliamo del granchio blu naturalmente, ma non solo, le problematiche sono molte e le risposte che sono arrivate anche a livello governativo, che sono state attente, è un tema che ormai è al centro della discussione nazionale. Ma non bisogna abbassare la guardia perché, ripeto, qui è in gioco il futuro di una comunità molto importante, una comunità che vede negli amministratori, prima di tutto nella regione, un punto di riferimento. Noi abbiamo la disponibilità dei fondi strutturali europei del FEAMPA che per la prossima programmazione vedranno impegnati quasi 50 milioni di euro sul settore della pesca e dell'acquacoltura, un settore che non riguarda solo le 4.000 imprese di pesca della regione del Veneto, tra l'altro uno dei numeri più importanti a livello nazionale, non riguarda solo le nostre marinerie, prima fra le quali quella di Chioggia, ma riguarda tutto un indotto, un comparto che ha una potenzialità di diverse centinaia di milioni di euro a livello nazionale e riguarda un comparto che dà risposte di occupazione, di lavoro in territori che altrimenti non avrebbero altrettante possibilità. Quando dico questo, quindi, dico dobbiamo impegnare bene le nostre energie e dobbiamo farlo con una grande capacità di ascolto delle categorie. Vi do anche una notizia, è proprio di questi giorni la Conferenza delle Regioni ha stabilito l'accordo per la misura sui fondi strutturali emergenza ucraina. Abbiamo avuto un ulteriore finanziamento di questa misura che darà una risposta per 10 milioni di euro a valere su quelli che sono stati i costi energetici, quindi in particolar modo rispetto ai costi che hanno subito le nostre marinerie nel corso dell'anno scorso, quando vi fu questo aumento incredibile dei costi energetici. Chiaro che non si può poi prescindere da quella che è la manutenzione delle nostre lagune, del territorio, della costa, anch'essa fondamentale per garantire la produttività delle lagune stesse e la possibilità dei pescatori di programmare un'attività di lungo periodo. E questo le istituzioni e la Regione rimane un punto di riferimento e su questo però occorrerà impegnare le risorse esistenti con una strutturale alleanza tra l'investimento privato e l'investimento pubblico. Solo così potremo massimizzare gli effetti dell'utilizzo delle risorse. Ecco, questo penso che rappresenti un valore aggiunto non solo per il settore pesca, per il settore primario, ma un'ulteriore offerta per questo territorio anche da un punto di vista turistico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista della ricchezza della nostra comunità. E oggi è quello che viene chiesto anche da tutto il mercato che vuole rivolgersi rispetto ad offerte nuove, ad offerte che abbiano un valore aggiunto diverso rispetto a quella che è una possibilità di visitazione tra virgolette standard. Abbiamo visto dopo il verificarsi della pandemia del Covid, io parlo da assessore regionale mappolesano, il nostro territorio del Delta del Po ha conosciuto una riscoperta proprio grazie alla sua naturalità, grazie ai mestieri legati al territorio, grazie alla pesca, grazie a quella voglia di riscoprire un modo nuovo e diverso di rapportarsi anche rispetto all'offerta turistica al momento di visitazione. Quindi vi dico, in questa dinamica dobbiamo valorizzare tutto a 360 gradi quello che offre il nostro territorio, partendo dall'uomo, da chi vive e lavora sulla nostra costa, dai mestieri tradizionali, dalla pesca, dall'agricoltura, da quelli che sono i primordi della nostra cultura, della nostra identità. Così avremo delle radici molto forti anche per poterci lanciare verso le tante sfide che ci presenta il futuro, e su questo potremo aprire degli scenari importanti su quella che è la sostenibilità, quella che è la transizione ecologica e quant'altro. Ma tutto parte dalle nostre radici, dalla nostra identità. Se avremo queste radici salde e forti e avremo la capacità di tutelare ciò che siamo, avremo ancora maggiori possibilità di andare lontano, di affrontare tutti i cambiamenti che il mondo ci pone dinanzi. E come Veneti lo abbiamo sempre fatto. Grazie.